Anche Agrigento ha festeggiato la vittoria contro l'Inghilterra e la conquista della Coppa UEFA Euro 2020 dopo un'attesa durata ben 53 anni. Una nazionale italiana straordinaria guidata dal mister Mancini vince e convince, arriva alla finale dopo una serie di vittorie e anche ieri sera ai rigori l'Italia torna a essere campione d'Europa grazie anche alle parate del bravo portiere Donnarumma, cui viene anche assegnato il titolo di miglior giocatore del torneo. Ospite d'eccezione anche il Presidente della Repubblica Mattarella. A Piazzale Assere, come in tanti altri posti, chi a casa, chi nei pub, chi nelle pizzerie, hanno seguito la finalissima con tanta sofferenza, ma alla fine hanno gustato la vittoria, scatenandosi in cortei, caroselli d'auto, danze e quant'altro per fare festa. Forza Italia, campioni d'Europa! Siamo campioni d'Europa! Vai Donnarumma! Ce l'aspettavamo, già dalle altre partite abbiamo fatto grandissima, anche questa partita è stata bellissima e quindi Forza Italia. Un azzurro cielo. I rigori poi. I rigori fanno parte della lotteria, ma siamo stati più bravi perché abbiamo il migliore portiere del mondo. Anche un po' fortunati. Fortunati, però calcisticamente era una squadra messa bene in campo, diciamo. Non abbiamo espresso il nostro gioco perché gli avversari erano molto bravi, però va bene, siamo campioni d'Europa. L'arbitraggio ti è piaciuto? Come? L'arbitraggio. L'arbitraggio, insomma, c'era qualcuno che si tuffava sempre, quindi bisognava prendere qualche cartellino ed magari qualche ammunizione darla. Però va bene, siamo campioni d'Europa adesso, vediamoci la serata e viva l'Italia. Dopo 53 anni. 53 anni, esattamente. È storia. Sono contentissimo di essere unito in questa bella serata per noi italiani. Forza Italia! Forza Italia! Grande Italia! Grande! Non finiremo mai di stupire tutti gli italiani. Contento, no? Felicissimo, come mio figlio. Grande Italia. Ma poi questo risultato te l'aspettavi a rigori così? Sinceramente speravo che finisse prima, naturalmente con un 2-0, però è andata bene così, meglio così. Sofferta fino alla fine. Abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, eravamo i più forti, i più grandi, che dire, siamo stati veramente grandi. Cosa fai, la diretta a me? Sì, ce la facciamo entrambi la diretta. Forza Italia! Senti, ascolta, il più bravo secondo te chi è stato? Beh, secondo me il più bravo... È la squadra italiana? Ovvio, secondo me il più bravo è stato Chiesa. Chiesa, ma come tutti, sono stati veramente grandi, grazie. Beh, Donnarumma, dai. Donnarumma è il numero uno perché è stato l'artefice della partita, sono contentissimo. Andiamo anche della semifinale. Anche la semifinale, una semifinale combattuta, la Spagna meritava tanto, ma noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo l'Italia! Siamo l'Italia! Ti è piaciuta la partita? A voglia, sì! Cosa ti è piaciuto? Tutto! Questa Italia ti è piaciuta e ci è piaciuta! Finalmente! Viva Italia dopo tanti anni gli europei! Dai, ti aspettavi questa vittoria? Assolutamente sì, perché siamo stati bravi fin dall'inizio.